Bentornati a tutti su Highway Italia. Come promesso, SPV Superstrada Pedemontana Veneta dopo la quinta apertura del tratto Montebelluna-Spresiano. In questo momento siamo a Malo, attuale capolinea occidentale della Pedemontana Veneta, provincia di Vicenza. Stiamo percorrendo la strada provinciale 46, pronti a immetterci nel tratto operativo della Superstrada Pedemontana Veneta. Oggi è mercoledì 20 luglio 2022. In questo momento sono le ore 13:24 e la temperatura esterna indicata è di 34 gradi centigradi. Arriviamo alla rotonda di allacciamento con la SPV Superstrada Pedemontana Veneta. Sul canale vi ricordo che potete trovare i video con segnaletica di tutti e quattro i tratti aperti. Infatti la Superstrada Pedemontana Veneta viene aperta in più volte. Questa infatti quella che è avvenuta circa 12 giorni fa, venerdì 8 luglio, è la quinta apertura e l'opera non è ancora finita. Attualmente sono percorribili circa un'ottantina di chilometri. Viabilità di servizio per poter entrare di fatto nell'arteria. Davanti a noi il casello di Malo. Avevo la corsia libera a sinistra, però era troppo tardi per cambiare, quindi attendiamo il veicolo che ci precede. Superstrada Pedemontana Veneta, che ha delle caratteristiche assai peculiari, se non uniche. Di fatto è una strada che è classificabile un po' a metà tra la categoria A, ovvero un'autostrada, e la categoria B, ovvero una superstrada. Inizialmente era nata, intanto qui vedete l'allacciamento con direzione obbligatoria a Spresiano, nell'attesa che venga aperto il tratto da Malo a Montecchio Maggiore. Infatti inizialmente concepita come un'autostrada, è stato poi rivisto il progetto specialmente per poter avere margini minori ai lati delle carreggiate, raggi di curvatura un po' più ridotti anche rispetto ai profili altimetrici. Quindi si è optato di classificarla di fatto come superstrada, nonostante la carreggiata, la larghezza delle corsie rispetti lo standard autostradale, nonostante la segnaletica di colore verde. Inoltre, caratteristica molto peculiare, di fatto questa strada non ha una classificazione alfanumerica, infatti ci si riferisce con la sigla SUV, mentre
SPV, scusate, mentre transitiamo nel chilometro 24. E questo è il chilometro 24, viadotto sul Timonchio. Dietro di noi i 24 chilometri non ancora aperti che permetteranno in futuro di allacciarsi all'autostrada A4 nei pressi di Montecchio Maggiore. Tratto che stiamo percorrendo da Malo sino all'allacciamento con l'autostrada A31 della Valdastico. È stato il secondo tratto ad entrare in esercizio a giugno dell'anno 2020. Di poco più di 2 anni di esercizio per questo tratto Malo A31. Galleria Bassi 250 metri. Ovviamente queste sono tutte gallerie artificiali, quanto lo sviluppo di tutta l'arteria è prevalentemente in trincea, più di 50 km di sviluppo in trincea. Galleria Rostone, limite di velocità lungo la tratta è di 100 km/h. Un'altra caratteristica di questa strada è che è di fatto l'unica strada a pedaggio a non essere classificata come autostrada. Pedaggio anche molto costoso, a tratta di oggi ci costerà più di 12 euro. Tanto Galleria San Simeone 1 in avvicinamento con l'allacciamento A31 Valdastico. Galleria San Simeone 2. Avvicinamento con l'allacciamento con l'autostrada A31 della Valdastico, che permette di riallacciarsi all'autostrada A4 Torino-Trieste. A31 Valdastico sulla destra. Entriamo adesso nel chilometro 29, prossima uscita Breganze tra 5 chilometri. Galleria Igna. E stiamo percorrendo in questo momento il tratto A31 Breganze, che è di fatto il primo dei tratti aperti della Pedemontana Veneta, aperto il 3 giugno del 2019, la prima apertura, appunto, il tratto A31 Breganze. Ricordo che di tutti questi tratti potete trovare i video con segnaletica pubblicati sul canale Highway Italia. Oggi è mercoledì 20 luglio 2022, passati 12 giorni dall'ultima apertura del tratto Montebelluna-Spresiano, che ci accingiamo a percorrere per la prima volta sul canale. In questo momento sono le ore 13:33, mentre entriamo in un tratto con limite di 90 km/h e la temperatura esterna è di 34 gradi centigradi. Galleria Cafusa Verga, 630 metri. Come vedete, il livello di traffico risulta piuttosto basso. La ragione principale di ciò è dovuta al fatto che il pedaggio su questa arteria risulta piuttosto elevato. La
Pedemontana Veneta è stata concepita per creare una via di comunicazione veloce appunto nella zona ai piedi delle Prealpi Venete, mentre entriamo nella galleria Gasparona, e alleggerire anche di conseguenza il livello di traffico sull'autostrada A4, autostrada che di fatto è satura lungo la maggior parte del percorso, in particolar modo tra Milano e Venezia. Viadotto sul fiume Astico in avvicinamento uscita Breganze, Zugliano, Sandringo, Lugo di Vicenza, tra le località raggiungibili dall'uscita Breganze. E arriviamo in questo momento al chilometro 34. Uscita Breganze. Galleria Venezia, 40 metri. Mancano 12 km a Bassano del Grappa, 44 per Montebelluna. Percorriamo adesso il tratto Breganze-Bassano del Grappa, terza tratta a essere entrata in esercizio, mentre transitiamo sotto la galleria Olmo, tratta in esercizio a novembre del 2020. Viadotto sul torrente Chiavon, tanto arriviamo al chilometro 37, prossima uscita Colceresa, 5 km. Abbiamo avuto quindi in successione nell'arco di poco più di 3 anni 5 aperture, prima il tratto A31 Breganze, poi il tratto Malo A31, dopodiché il tratto Breganze Bassano del Grappa, a seguire il tratto Bassano del Grappa Montebelluna e per finire 12 giorni fa, l'8 luglio 2022, aperto al traffico il tratto Montebelluna Spresiano. Mancano all'appello il tratto Montecchio Maggiore Malo con la galleria di Malo, ha avuto anche dei problemi in fase di costruzione con un crollo parziale che è costato la vita a un operaio, e dopodiché gli ultimi a essere completati saranno gli allacciamenti autostradali, quello di Montecchio con l'autostrada A4 e quello di Spresiano con l'autostrada A27. Arriviamo in questo momento al chilometro 40, in avvicinamento uscita Colceresa Pianezze Marostica. In questo momento
momento sono le ore 13:38, mercoledì 20 luglio 2022, temperatura esterna segnata di 36 gradi centigradi. Viadotto Colceresa 120 metri, prossima uscita Bassano del Grappa Ovest tra 7 km, mentre arriviamo in questo momento all'uscita Colceresa Pianezze Manostica. Riguardo la segnaletica si può notare come la dimensione del carattere sia più piccola rispetto allo standard utilizzato sulle autostrade. Segnaletica verticale che risulta comunque piuttosto completa e curata. Galleria Marostica Ovest 630 metri. Siamo in questo momento al chilometro 43. Mancano 4 km a Bassano del Grappa, 36 a Montebelluna. La 27, il futuro allacciamento, è dato a 52 km. Galleria Marostica Est 220 metri. Arriviamo in questo momento al chilometro 45. Segnalata anche la futura area di servizio Altivole tra 17 km. Viadotto Longhella. Abbiamo appena lasciato il territorio comunale di Manostica, siamo entrati, mentre transitiamo sul viadotto Silan, nel territorio comunale di Bassano del Grappa. In avvicinamento uscita Bassano del Grappa Ovest. Viadotto sul fiume Brenta, 440 metri. Rosà 9 e Cartigliano, strade provinciali 58 e 59, raggiungibili dall'uscita Bassano del Grappa Ovest. Viadotto Bassano del Grappa Ovest. E arriviamo in questo momento al chilometro 48.
Siamo entrati di fatto nel quarto tratto a essere entrato in esercizio, il tratto Bassano-Montebelluna, entrato in esercizio, inaugurato il 28 maggio del 2021, filmato lo stesso giorno dell'inaugurazione. Mancano 30 km all'uscita di Montebelluna. Galleria Ca' Dolfini. Stiamo percorrendo il chilometro 50, mentre siamo in avvicinamento alla prossima uscita, Bassano del Grappa Est, Rosà. Rosà, Padova e Trento attraverso la strada statale 47, raggiungibili dall'uscita Bassano del Grappa Est, Rosà. Siamo sotto la ferrovia Bassano-Padova. Sono adesso le ore 13:45. Questo mercoledì 20 luglio 2022, 13:46 in questo momento, temperatura esterna di 35 gradi centigradi. Siamo nel territorio comunale di Rosà. Arriviamo al chilometro 53, prossima uscita Loria Mussolente, Galleria Cassola, 710 metri. Mancano 25 km a Montebelluna e ne mancherebbero 41 alla fine della Pedemontana Veneta, in corrispondenza del futuro allacciamento con l'autostrada A27 Venezia-Belluno, presso la località di Spresiano. Cassola, Rossano Veneto e Borso del Grappa, le località raggiungibili dalla prossima uscita Loria Mussolente, mentre percorriamo l'omonima galleria. Siamo nel territorio comunale di Mussolente, uscita Loria Mussolente sulla destra, mentre percorriamo il chilometro 56. Prossima uscita Riese Pio X. Mancano 23 km a Montebelluna. E arriviamo in questo momento al confine provinciale, lasciamo
dalla provincia di Vicenza ed entriamo nella provincia di Treviso, pedemontana veneta, il cui percorso interessa unicamente queste due province. Chilometro 58, in avvicinamento uscita Riese Pio X. San Zenone degli Ezzellini, Castello di Codego e Fonte tra le località raggiungibili dall'uscita Riese Pio X. Chilometro 59. Galleria Piazza. Uscita Riese Pio X sulla destra. Ricordo che quello che stiamo percorrendo, mentre arriviamo al chilometro 60, è il quarto tratto ad essere entrato in esercizio il 28 maggio del 2021. Quindi poco più di un anno di esercizio per il tratto Bassano del Grappa Montebelluna. Di tutti i tratti a essere entrati in esercizio, questo è stato il più lungo, che ha permesso all'arteria di acquisire effettivamente un po' più di funzionalità. Viadotto Lastego, viadotto Muson, prossima uscita Altivole, 7 km. Territorio comunale di Riese Pio X. Siamo al chilometro 62. Entrati adesso nel territorio comunale di Altivole. Siamo in corrispondenza del punto in cui sorgerà la futura area di servizio Altivole. Ovviamente i costi per i gestori non sono trascurabili, quindi prima che qualcuno prenda in gestione questa futura area di servizio passerà un bel po' di tempo, in quanto il flusso di traffico sull'arteria è piuttosto basso. Galleria Altivole, 490 metri. Come detto all'inizio del video, la maggior parte dello sviluppo di questa arteria è in trincea, che permette anche di realizzare numerose gallerie artificiali, e lo sviluppo in trincea permette di avere un impatto ambientale minore, sia a livello visivo sia a livello sonoro, in quanto le pareti della trincea fungono di fatto come muri o pareti fonoassorbenti. Arriviamo in questo momento al chilometro 65. Ne abbiamo percorsi 41 dalla partenza, corrispondenza di Malo. Siamo sempre rientrati nel territorio comunale di
Riese Pio X, Galleria Noailles. Siamo in avvicinamento alla prossima uscita al Tivoli. Chilometro 67. Galleria San Pietro, 125 metri. Castelfranco Veneto, Vedelago, Asolo e Caerano di San Marco tra le località raggiungibili dall'uscita al Tivoli, mentre transitiamo nella galleria Zilio e arriviamo al chilometro 68. Uscita al Tivoli sulla destra. Prossima uscita Montebelluna tra 11 km. Arriviamo in questo momento al chilometro 70, mancherebbero 25 km alla fine della superstrada pedemontana veneta, corrispondenza del futuro allacciamento con la A27. Galleria Brentella, 100 metri. Mancano 9 km a Montebelluna. In futuro sarà possibile proseguire sulla A27, 45 km a Treviso, 88 per Belluno. Galleria Caravaggio, 95 metri. Qui lo si può osservare molto bene. Un'altra cosa che consente lo sviluppo in trincea della superstrada è il fatto di essere avvantaggiati nella realizzazione dei cavalcavia delle strade che devono intersecare, quando si può evitare di elevare il cavalcavia, ma il cavalcavia risulterà sul medesimo piano della strada trasversale. Stessa cosa vale per i passaggi dei vari gasdotti e canali. Territorio comunale di Vedelago.
74, mancano 6 km per l'uscita Montebelluna, dopodiché inizierà l'ultimo tratto ad essere stato aperto, inaugurato 12 giorni fa, il venerdì 8 luglio 2022, tratto che arriva sino al casello di Spresiano. Quindi l'unico tratto che rimane formalmente da aprire nell'estremità est della Pedemontana Veneta è semplicemente l'allacciamento autostradale con l'autostrada A27 Venezia-Belluno. Galleria Trevignano, 760 metri. Chiusura della carreggiata al chilometro 91. Mentre transitiamo nel chilometro 77, quindi ancora poco più di 13 chilometri di percorso sulla superstrada Pedemontana Veneta, chilometro 78 in questo momento. Siamo in avvicinamento all'uscita di Montebelluna, dopodiché il tratto Montebelluna-Spresiano di recente inaugurazione. Treviso, Trevignano, Valdobbiadene, Feltre e Volpago tra le località raggiungibili dall'uscita Montebelluna tra 1 chilometro. Galleria, si fa per dire, via Feltrina, 30 metri. Uscita Montebelluna sulla destra. Entriamo ora nell'ultimo dei 5 tratti a essere stati inaugurati. Evidentemente quello che ci ha sorpassato lo conosce già bene, vista la velocità di transito. Entriamo nel chilometro 80 alla volta di Spresiano, territorio comunale di Volpago del Montello. Prossima uscita Povegliano tra 6 km. Stiamo quindi transitando nell'ultimo tratto inaugurato l'8 luglio 2022 tra Montebelluna e Spresiano, che ci accingiamo a percorrere per la prima volta, sia io personalmente sia sul canale Highway Italia. Ricordo che trovate i video con segnaletica di tutti e 4 i tratti precedentemente inaugurati della SPV e arriviamo al chilometro 82 e siamo
sempre nel territorio comunale di Volpago del Montello. Chilometro 83, 4 chilometri alla prossima uscita Povegliano. Stiamo adesso percorrendo un tratto che si sviluppa a livello del terreno circostante, con la presenza in alcuni tratti di barriere fonoassorbenti per rientrare tra poco in trincea. Galleria Pastro, 80 metri. Ricordo che questa superstrada risulta una delle strade con i pedaggi più elevati di tutta Italia, e in particolare la percorrenza di oggi da Malo sino a Spresiano, all'incirca una settantina di chilometri, ci andrà a costare oltre 12 euro. Tanto sempre segnalata la chiusura della carreggiata al chilometro 91 e 700 metri. In avvicinamento uscita Povegliano, mentre arriviamo al chilometro 86. Galleria Colombere, 295 metri. Giavera del Montello, il territorio comunale che stiamo attraversando. Arcade Ponzano Veneto e Giaviera del Montello, raggiungibili dall'uscita Povegliano. Territorio comunale di Povegliano. Prossima e ultima uscita Spresiano Villorba, tra poco più di 5 km. Galleria Lavaio, 105 metri. E arriviamo in questo momento al chilometro 88. Sempre nel territorio comunale di Povegliano, tra poco la fine del tratto operativo della superstrada pedemontana veneta, quando sarà completato l'allacciamento con la A27. Mancheranno 50 km a Venezia, 70 a Belluno e 27 a Treviso. Viadotto sul torrente Giaviera. Negli ultimi 2 chilometri operativi, e arriviamo in questo momento al chilometro 90. Mancherebbero soli 5 chilometri all'allacciamento con l'autostrada A27 Venezia Belluno.
45 minuti di percorrenza con una velocità media di crociera indicata di 100 km orari. Completiamo quindi il tratto aperto Malo-Spresiano, circa 68 km. Chilometro 91, Galleria Villa Fanna, 250 metri, mentre cominciamo a scorgere la segnaletica di cantiere che ci preavvisa della chiusura della carreggiata, con uscita obbligatoria Spresiano-Villorba. Mancherebbero di fatto circa 3 km per allacciarsi con la A27. Uscita obbligatoria Spresiano-Villorba. Vedremo se riusciranno ad aprire l'allacciamento con l'autostrada A27 entro la fine dell'anno. Galleria Spresiano, 290 metri. Uscita Spresiano-Villorba, come potete vedere, in corrispondenza di fatto della barriera di Spresiano. Circa 12 euro, più precisamente 12,20 euro il costo di questa percorrenza di meno di 70 km. Tengono i pedaggi alti perché non riescono a rientrare dei costi dell'opera, ma a mio avviso pedaggi così alti non faranno altro che sfavorire e disincentivare il transito degli autoveicoli, quindi ritardando ulteriormente il ripagamento dei costi dell'opera. Terminata, di fatto termina in questo momento l'ambito stradale della SPV, Superstrada Pedemontana Veneta, e proseguiamo in direzione Treviso. Ringrazio come sempre tutti voi per la visione di questo video. Se non siete saturi di autostrade, potete continuare a guardare i numerosi video presenti sul canale Highway Italia. Se volete i video della Pedemontana Veneta con segnaletica, li trovate già pubblicati sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre ricordate, drive safe.